Una convocazione d'urgenza per discutere del nuovo progetto di cura e protezione di suo figlio. All'indomani della denuncia di una mamma ai nostri microfoni su presunti abusi sessuali che il figlio tredicenne avrebbe subito da un ragazzo poco più grande, ospite della stessa comunità in cui il ragazzino si trova dal 2013 per problemi familiari, la signora è stata dunque contattata da un assistente sociale per un incontro la prossima settimana. Le dichiarazioni della mamma evidentemente non sono passate inascoltate. È un dolore grande. È un dolore troppo grande, perché io ho visto mio figlio quanto male stare e nessuno ha fatto niente. A partire dai servizi sociali, anche il neuropsichiatra che quando mio figlio stava male, proprio per queste cose, non ha fatto altro che imbottirlo di psicofarmaci. Dopo il racconto del figlio, la mamma aveva presentato denuncia ai carabinieri e qualche mese dopo alla Guardia di Finanza, che poi ha presentato tutto alla Procura dei minori. Ma secondo lei non è stato fatto abbastanza, soprattutto da parte degli assistenti sociali. Non hanno fatto nulla per intervenire per mio figlio, per tutto quello che ha subito, se non che buttare addosso di tutto e di più a me e anche a mio figlio. Mentre il ragazzo che avrebbe abusato è stato mandato via quasi subito, il figlio della donna è in attesa di essere trasferito in un'altra comunità. Motivo, sembrerebbe, dell'immediata convocazione. Mio figlio ha sempre chiesto di entrare, di poter entrare, di ritornare a casa. Quello che mio figlio ha chiesto, voglio che si verifichi. Mio figlio deve venire a casa con un buon supporto psicologico e non è mia intenzione lasciar perdere tutto quello che ha subito. Io mi sono ripromessa che a qualsiasi costo qualcuno dovrà passare sopra di me, ma la verità viene fuori, deve venire fuori tutta in nome di mio figlio. Solo questo chiedo, solo questo.